Buonasera dal Pala Simoncelli di Mirandola. Tra qualche istante si disputerà l'incontro valido per la... Stavo già andando in diretta. Ci scusiamo per il disguido tecnico della regia. Siamo in diretta dal Pala Simoncelli di Mirandola. Questa sera si disputerà qui la 20ª giornata della Serie A2 Girone A, valida per questo campionato che è in prossimità di conclusione. Oggi ospite al Pala Simoncelli il Segno Hockey 2012 che incontra la squadra di casa, la Hockey Pico Mirandola. Tra qualche minuto partirà questo incontro e andiamo adesso a leggere le formazioni che vedete in sovraimpressione. Per la squadra ospite abbiamo Chirino Mattias, il numero 44, Febo Edoardo con il numero 36, Fiazza Mauro, il numero 3, il vice capitano per questo incontro, Pasquale Nea, numero 2, Tessarolo Riccardo, numero 7, Tremola Luca, il 17, il capitano, Tremolada Marco con il numero 33, Vaghi Luca, il numero 30, Dimone Filippo 20, il portiere e Reggio Leonardo, il numero 12, secondo portiere per questa squadra ospite. Passiamo ora alla squadra di casa, la Polisportiva Pico Mirandola stasera schiera su questo campo Potenza Luca con il numero 72, il portiere, Moschetti Daniele, il numero 7, De Tommaso Filippo con il numero 10, il capitano, Pinotti Federico, il numero 9, De Stefano Gioele Aramis, il numero 73, Giannotti Tommaso, il numero 4, Toselli Simone con il numero 19, Paltrinieri Federico, il numero 44 e De Stefano Alicia Ambeta, il 17 come secondo portiere in questo incontro. Ad arbitrare questa partita sarà il signor Mauro Donato. Nel frattempo si avvicinano le squadre e iniziano a pattinare su questa pista del Pala Simoncelli. Doveroso ricordare gli allenatori per la squadra ospite, mister Giaroni Luca, per la squadra di casa mister Ialacci Yuri. La tribuna inizia a prendere posizione, tra qualche istante daremo il via a questi primi 25 minuti. Ricordiamo oggi è la 20ª giornata di Serie A2 Girone A. Ecco le squadre sulla pista. Salutano il direttore di gara, mister Paolo Donato. Si battono il 5, il secondo portiere per la squadra di casa, De Stefano Alicia. Il signor Mauro Donato
Bene, tra qualche istante parte questa 20ª giornata di Serie A2 Girone A dal Palasimoncelli di Mirandola. Ok Pico Mirandola contro Ok Seregno 2012. Direttore di gara Mauro Donato. In panchina per la squadra ospite mister Giaroni Luca, squadra di casa mister Ialaci Uri. È partito il primo tiro. Abbiamo subito Fiazza che fa la differenza ma recupera Moschetti che passa in avanti verso De Tommaso. De Tommaso si gira verso De Stefano. De Stefano viene fermato dagli avversari ma la pallina è ancora sulle stecche giallo-blu della squadra di casa. E Iannotti per Moschetti. Moschetti e Iannotti. De Tommaso. Prova il tiro Iannotti e viene intercettato da Chirino. La palla è di nuovo sul numero 2 Pasquale. Pasquale avanza, Moschetti lo marca, si posiziona dietro la porta, prova a tornare indietro, ma Moschetti recupera la pallina, scarta l'avversario e va in avanti. Prova il tiro ma sfiora il palo e finisce sul fondo. Viene recuperata da Chirino. Fiazza finisce sul fondo. Tessarolo. La palla la recupera De Tommaso. Per De Stefano. De Tommaso. De Tommaso prova il tiro ma finisce fuori. La palla è di nuovo nella squadra bianco-verde. Fiazza avanza. Pasquale è pronto sotto la porta, la recupera dietro, fa il giro di campo, prova a trovare una posizione più favorevole e va a servire il compagno Tessarola. Tessarola torna su Pasquale, ancora Tessarola. Chirino si tiene pronto ma Tessarola fa il giro di pallina, prova il tiro, parata di Potenza. E Pasquale subito è già pronto, ma De Tommaso abilmente gestisce la pallina, inciampa, scivola, nulla di fatto, la palla torna sulla stecca di Pasquale che fa il giro di campo e va a servire Chirino. Chirino prova il tiro e finisce fuori. Le due squadre già tentano di portare a casa il primo punto e ancora una volta Chirino che prova il tiro dal centro, Potenza para, ribatte Pasquale, ma ancora una volta Moschetti subito avanza verso la porta, non si ben intende il passaggio per De Stefano che continua a mantenere il possesso di palla e viene atterrato dall'avversario. Il direttore di gara dà un vantaggio di pallina alla squadra ospite e si riparte, si riparte. La squadra Chirino va a servire Piazza, nulla di fatto. De Stefano, Giannotti, De Stefano, ancora Giannotti si posiziona al centro, prova il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta, recuperato da Fiazza che scivola in avanti, prova il tiro e Potenza para. È la volta di Giannotti per De Stefano. De Tommaso. De Tommaso. De Stefano. De Tommaso. De Tommaso va a servire Moschetti al centro ma subito prontamente Dimone difende la porta. De Stefano per Tessarola blocca la pallina. Fiazza, il tiro finisce alto, recuperato da De Stefano, a stretto contatto con Chirino, alla volta di Moschetti. Moschetti serve De Stefano, Giannotta, De Stefano, Giannotta ancora, Moschetti, perde la pallina per volontà di Fiazza che prova il tiro ma viene
parata da Potenza. Il direttore di gara assegna un vantaggio di palla alla squadra ospite. Si parte per Pasquale. Pasquale prova il tiro dal centro, ma Potenza respinge. Tocca adesso a Giannotti per De Tommaso. De Tommaso, Moschetti è pronto, ma De Tommaso preferisce girare la pallina nelle retrovie verso De Stefano, che tornano poi su Di Tommaso, ma Pasquale abilmente prova a difendere la palla. Chirino la sottrae a De Stefano e prova il primo tiro, finisce sulla porta, ma Potenza ancora una volta difende spudoratamente, possiamo dire, la sua porta e garantisce il continuo del gioco. E la pallina è per De Stefano. De Stefano, Iannotti, De Tommaso, Iannotti, Moschetti, Iannotti. Chirino è subito in difesa pronto con Pasquale ed ecco che la palla torna sulla stecca di Pasquale, che va a servire Chirino. Chirino avanza, è sotto la porta, preferisce passare dietro la porta di Potenza. Ecco che si organizza il gioco, ma subito la pallina viene contenuta e torna su Piazza per poi arrivare a Pasquale. Ancora è Piazza ad avere la pallina. Prova a servire il compagno di squadra Pasquale, è pronto Chirino al centro. Pasquale prova il tiro, ma finisce sopra la traversa e finisce sul fondo. Il gioco riparte. Potenza ha chiesto di sistemare il casco, il direttore di gara lo accompagna, si asciuga un po' il sudore l'atleta, perché in questi pochi minuti di gioco, ricordiamo solo poco più di 6 minuti finora giocati, ma le due squadre sono state molto dinamiche e con i movimenti velocissimi. Si riparte. De Stefano la pallina scarta e va a servire De Tommaso. De Tommaso si gira, prova il tiro ma viene respinto ed è di nuovo Chirino ad avere la palla, che prontamente passa a Pasquale, che va a provare il tiro e Potenza para. La stecca è alta, il direttore di gara segna un vantaggio di palla alla squadra di casa e si riparte dalle retrovie. Abbiamo Giannotti che serve De Stefano, si sfila in avanti verso Moschetti. Moschetti scarta l'avversario, su De Tommaso si girano, la pallina viene intercettata della volta di Chirino che sfila in avanti, ancora Potenza a parare, tocca a De Tommaso, recupera la pallina e avanza, si ferma, temporeggia, guarda i compagni di squadra, ma è subito Chirino a recuperare la pallina servita dai compagni, prova il tiro, nulla di fatto. De Tommaso recupera con la sua stecca, gestisce la pallina a servire Moschetti, ma quando arriva sotto la porta è Piazza a recuperare la pallina e avanza verso la porta della Picco, decide di tornare indietro sul Chirino, sponda sul campo, ancora Tessarolo. Pasquale prova il tiro e finisce sul palo e rimballo va a rete. Il primo gol per la squadra ospite Seregno 2012 1, Hockey Pico Mirandola 0. A segnare è stato Piazza. Pasquale prova il tiro e finisce sul palo e rimballo va a rete. Riparte il gioco, riparte il gioco con De Stefano. Lascia sfilare la pallina su De Tommaso e ancora De Stefano. Giannotti, De Stefano, De Stefano, Moschetti, De Stefano, Giannotti. Giannotti viene tenuto stretto da Chirino, va a provare a servire De Tommaso,
ma trova un Pasquale molto energico che gli strappa la pallina e la porta in avanti alla volta di Chirino. Chirino scivola in avanti, prova il tiro, finisce fuori dallo specchio della porta e riparte il gioco sulle stecche della Pico, ma prontamente la Seregno recupera la pallina e continua così il gioco. Ma è Giannotti in questo momento con la sua stecca a gestire la pallina, la scarta, viene fermato dagli avversari, recupera, ne mantiene il possesso con energia e determinazione. La volta di Moschetti sotto la porta, serve De Stefano si gira, prova di nuovo a rifare il gioco su Giannotti, Giannotti viene stretto, la pallina vola in avanti ma finisce sul fondo. Palla per la Pico, Moschetti, De Tommaso gira dietro la porta, fa girare la palla verso De Stefano, De Stefano, De Stefano, De Stefano conserva il possesso di palla, va a provare a servire De Tommaso ma la palla intercettata, finisce sulla stecca di Pasquale che serve il compagno di squadra che va a portare a segno il secondo gol per la Seregno. A segnare è il numero 44 Chirino. Siamo così a 15 minuti e 51 dalla fine della prima parte di questa 20ª giornata Pasquale che serve il compagno dove la Pico è sotto di 2 reti al Palasimoncelli di Mirandola. De Stefano, Moschetti, Giannotti, Moschetti, De Stefano, De Tommaso, Di Tommaso viene fermato, la pallina viene recuperata da Tremolada. Tremolada è sotto la porta e decide di fare un giro di pallina con Pasquale, Chirino Pasquale. Ancora Pasquale. Tremolada. Fiazza. Fiazza dietro la porta. Febo era pronto ma il gioco torna su Tremolada. Tremolada si gira, tira sopra la traversa. La pallina è ora di Giannotti. De Stefano, Giannotti. Giannotti tira e finisce sul fondo, recuperata da Moschetti che viene fermato dal Febo. Il gioco continua per Pasquale. Fiazza. Pasquale prova il tiro sul fondo. Febo ferma l'avversario, la palla è sulla stecca di Moschetti. Moschetti al centro prova il tiro ma viene intercettato, viene deviato e Giannotti a recuperare la pallina e ancora una volta Fiazza, Tremolada è sotto la porta, serve di nuovo su Fiazza al centro che prova il tiro ma finisce alto sopra la rete di protezione del campo. Nel frattempo vediamo Febo a terra nell'angolo, il direttore di gara chiama un time out per la squadra di casa e mister Iallaci a chiamare i suoi atleti per dargli indicazioni a proposito di quanto sta accadendo in questo incontro che ricordiamo siamo 2 gol sotto per quanto riguarda la squadra di casa a vantaggio della Seregno 2012. L'incontro è valido per la 20ª giornata di Serie A2 Girone A qui dal Palasimoncelli. Sono trascorsi oltre 12 minuti dall'inizio dell'incontro. Le due squadre hanno dimostrato grande energia e dinamicità nei passaggi. La temperatura è già abbastanza primaverile. Si può dire che qui si suda facilmente, anche perché il palazzetto è esposto in una posizione con le porte ad ovest in questo momento che consentono ai raggi solari del tramonto di illuminare la pista. Time out a termine. Iallaci dà delle indicazioni molto forti ai suoi atleti, così capiamo dai gesti e dal tono di voce, nonostante non si percepiscano le parole. Si riparte.
La pallina è alla sinistra del vostro teleschermo e alla sinistra della porta della Pico. A partire sono gli atleti ospiti, gestiscono la pallina ed è Tremolada che va a servire al centro, la pallina sfiora Febo che torna sul possesso ancora la volta di Tremolada per Pasquale. Pasquale si ricarica facendo un giro di campo, si fa strada, ma viene dato un vantaggio di palla per la Pico dal direttore di gara Mauro Donato. È la volta di De Tommaso. De Tommaso, Giannotti, De Tommaso, Moschetti, De Stefano. De Stefano viene agganciato da Pasquale che blocca la pallina e va a servire Tremolada Luca. Pasquale, Tremolade, prova il tiro, finisce sul fondo. Adesso Moschetti a difendere la pallina dietro la porta di Potenza, a volta di De Tommaso che fa sfilare in avanti e De Stefano agganciato finisce a terra, trova adesso un tiro Pasquale. Tremolada con la sua stecca sulla pallina e va a servire Pasquale. Tremolada. Giannotti si gira dietro la porta e spazza la pallina verso Moschetti, ma il tiro è poco concentrato, la pallina finisce sulla stecca degli avversari e Tremolada ancora da avere verso Pasquale. Piazza, Tremolada, Pasquale prova il tiro dal centro, deviato da Potenza e recuperato, è ancora sulla stecca di Febo. A terra Moschetti si rialza, Febo per Tremolada, Febo prova il tiro fuori dallo specchio della porta, recuperato da De Tommaso che si fa avanti, va a servire Iannotti che prova il tiro ma finisce sopra l'angolo destro della porta del Seregno. A recuperare la pallina è Piazza, Tremolada è sotto la porta davanti Potenza, prova il tiro, Potenza riconosce la pallina e la ferma. Palla in due. E De Tommaso deve avere la meglio, serve De Stefano. De Stefano scavalca, è intercettato da Tremolada, la pallina diventa pericolosa davanti alla porta di Potenza. È la volta di Giannotti, Giannotti difende ma nulla da fare, tocca a De Tommaso recuperare la pallina, portarla in avanti, scavalcare gli avversari. De Tommaso finisce a terra, il direttore di gara riconosce il vantaggio di palla alla squadra di casa, individuando il punto preciso dove il gioco è stato interrotto. Ci siamo. De Stefano un tiro molto debole che finisce sul fondo e viene recuperato da Piazza. Piazza che è già davanti alla porta di Potenza. Nel frattempo fa il giro di pista. La pallina è su Chirino. Chirino agganciato finisce a terra. Il direttore di gara decide di dare un cartellino blu a Paltrinieri. Il cartellino nel frattempo è diventato giallo. Il gioco è fermo, mancano 10 minuti alla fine di questa prima parte della 20ª giornata di Serie A2 Girone A. Ok Pico Mirandola Seregno 2012. Il punteggio di 2-0 per la squadra ospite. È la volta di Chirino davanti a Potenza.
con questo tiro di palla piazzata. Scarta Potenza, ma Potenza entra in possesso di palla e la spazza. Tirino, Tremolada, Piazza, Tirino, Piazza. Potenza para la pallina e finisce verso. Recuperata la pallina, il signor Mauro Donato la assegna al Seregno. Tremolada, Piazza, Tirino, Piazza, Tirino, ancora Piazza, prova il tiro, simula, va a servire il compagno di squadra Tremolada, ma nulla di fatto. La pallina viene bloccata e torna sulla stecca giallo-blu di De Stefano. Ecco fatto, De Tommaso adesso a fare il giro di porta, prova a spazzare la pallina e ci riesce a vantaggio di pallina tornata sulla squadra ospite, rimpalla sulla balaustra, adesso è Chirino ad averne il possesso insieme a Piazza. Chirino, Tremolada si gira, nulla di fatto, Potenza spazza via. E adesso ancora Tremolada su De Tommaso. De Tommaso ancora Tremolada, serve al centro il collega di squadra che la fa spazzare fuori dallo specchio della porta. Viene recuperata la pallina da Chirino che passa Piazza, Chirino, Piazza, Tremolada, Piazza, Tremolada, Chirino, Piazza, Tremolada, Piazza, Piazza si sistema, prova il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta, recuperata da Chirino, la pallina viene ancora gestita e ancora una volta Potenza la mette fuori. Si gira Chirino, ma Potenza continua imperterrito a parare tutti i tiri fino a dare la pallina a De Stefano che la fa scorrere sulla pista davanti alla sua stecca, ma finisce a terra, pallina recuperata dal Seregno alla volta di grande azione di Piazza che finisce fuori ed è Tommaso. De Stefano adesso per la Pico a gestire la pallina, ancora De Tommaso, Giannotti, Valtrinieri si fa spazio ma la palla torna indietro su De Stefano. De Tommaso, Giannotti è pronto ma la pallina rimane su De Tommaso. Giannotti si mostra al centro e Paltrinieri a sfiorare la palla bloccandola, ma viene recuperata da Tremolada. Ancora Tremolada Luca, Chirino, Tremolada Marco, è la volta di Tremolada Luca. E siamo adesso su Luca, Chirino, Pasquale, Chirino, Chirino avanza, è al centro, gira dietro la porta e riesce a servire Tremolada Marco che torna su Pasquale che decide di provare il tiro ma finisce fuori dalla porta. E De Stefano adesso ad avere la pallina, la porta in avanti, trova spazio, continua la sua azione ma è intercettato da Tremolada Marco che prova a servire Luca ma Giannotti gli strappa il possesso di palla ancora una volta per Paltrinieri. Paltrinieri viene fermato da Tremolada ma Paltrinieri insistentemente agganciato va avanti, va a servire Giannotti, Giannotti tira e finisce sul palo della porta. Diciamo che era una grande azione da gol ma la sorte non l'ha consentito, vista il tiro molto millimetrico sul palo, non finisce sulla rete. Adesso viene atterrato Giannotti, un cartellino blu per Tremolada Marco.
6 sono i minuti alla fine di questa prima parte. Ok Pico Mirandola, Seregno 2012. Nel frattempo siamo in time out su richiesta della Seregno 2012. Riparte, rigore per la Pico. De Tommaso a tu per tu con Dimone. Prova il tiro, Dimone para, recupera Pasquale per Tremolada, ancora Pasquale si gira, scavalca De Stefano, è davanti a Potenza e Potenza rigetta la pallina per Giannotti. Giannotti scivola in avanti verso De Tommaso, De Stefano, Giannotti, De Stefano. De Stefano prova il tiro, alto sulla sinistra dell'angolo, recuperato da De Tommaso per Giannotti, grande tiro di Giannotti, ma il direttore di gara assegna il controllo di pallina alla Pico. Giannotti, De Stefano, De Stefano, Giannotti, De Stefano, Giannotti, De Stefano, alla volta dei Paltrinieri, ancora De Stefano, prova il tiro, recuperato, finisce ancora sulla stecca giallo-blu di De Tommaso. De Tommaso prova a servire Paltrinieri per De Stefano che si accinge a tirare energicamente, ma la palla rimballa e c'è un tu a tu tra Chirino e va a segno con un contropiede Pasquale, trovandosi a quattro occhi con il portiere di casa Potenza, che nulla può fare a questa azione così millimetrica. Riparte, punteggio di 3-0 per Seregno e De Tommaso ad avere la pallina sotto la porta va a servire Iannotti. De Tommaso, Iannotti, De Tommaso, Giannotti è pronto a ricevere la pallina, prova il tiro ma viene respinto. Paltrinieri, De Stefano, Paltrinieri, la pallina viene allontanata e finisce su Fiazza. Fiazza arriva tu per tu con Potenza, ma Potenza lo ferma. Torna poi De Stefano, Paltrinieri, Giannotti, prova il tiro, intercettato da Chirino, va di nuovo su Pasquale, ma i giallo-blu recuperano la pallina. Adesso dalla stecca di De Stefano passa a De Tommaso. De Tommaso si prepara dietro la porta a servire la squadra. Nel frattempo Moschetti è di nuovo al centrocampo che con la sua stecca gestisce la pallina verso Giannotti. Moschetti, De Stefano, Moschetti, nulla di fatto per Giannotti che prova il tiro. La pallina è di nuovo sulla squadra bianco-verde con il numero 36 Febo che la gestisce insieme a Fiazza. Fiazza avanza,
Chirino è pronto al centro, prova il tiro, Fiazza ma Potenza respinge il tiro e siamo di nuovo su Tessarola. Fiazza. Chirino gira dietro la porta, si guarda intorno, la pallina sfiorata da Moschetti viene deviata ma Tessarola la recupera e diventa pericolosa, se non che Giannotti la devia e la ferma. Ancora Tessarola dietro la porta, fa il giro, va a servire Fiazza. Fiazza prova ad avanzare e al centro torna su Vaghi. Vaghi tira ma è Paltrinieri a intercettare la pallina, ma Chirino la recupera e ancora una volta De Tommaso ne riprende il possesso, è ormai davanti alla porta avversaria, la pallina rimballa ma nulla di fatto, viene recuperata da Fiazza e servire Tessarola che la fa volare sopra la stecca del portiere. E ancora Tessarola a gestire la pallina con Vaghi, Vaghi al centro, ancora per Tessarola. Chirino è pronto, riceve la pallina, si guarda intorno, avanza, Piazza si mette in posizione, gira dietro la porta Chirino e torna sul retrovie, ma Vaghi si fa sfuggire la pallina che poi è tolta dal portiere, ritorna in posizione, adesso è Giannotti per il giallo-blu De Tommaso, Paltrinieri De Tommaso, Giannotti De Tommaso, De Tommaso Moschetti, De Tommaso, Paltrinieri. Paltrinieri si organizza, si guarda intorno, si gira, prova a centrare il tiro per Moschetti, ma la pallina intercettata da Tessarola torna di nuovo dietro la porta di Potenza, provano il tiro Tessarola ma nulla di fatto e la pallina ancora di Chirino. Chirino scivola in avanti, va a fare un gran tiro parato da Potenza. Potenza in questo momento si sta distinguendo per la sua grande capacità di fermare queste palle gol che vengono intercettate e perdono la loro offensività. È la volta di una squadra ospite molto forte, Chirino, Tessarola. Tessarola al centro prova, ma Giannotti recupera la pallina e la porta in avanti. Giannotti al possesso di pallina, si gira, va a servire De Tommaso per Moschetti. Moschetti perde il controllo su Chirino e la pallina steccata da Chirino viene parata da Potenza e De Tommaso adesso a gestirla. La riporta al centro del campo con giro di pallina verso Giannotti. Giannotti va a servire Paltrinieri ma il tiro è lungo, Paltrinieri non è in equilibrio per gestire la pallina e ancora una volta è Vaghi servito da Tessarolo. Fiazza Chirino è pronto a ricevere la pallina da Fiazza ma finisce qui la prima parte di questa 20ª giornata di Serie A2 Girone A presso il Pala Simoncelli di Mirandola. Ok, Pico 0, Seregno 2012 3. A risentirci tra poco. Pasquale prova il tiro e finisce sul palo e il rimballo va a rete. Il primo gol Pasquale che serve il compagno di squadra che va a portare a segno il secondo gol per la Seregno a segnare e a tu per tu con Dimone. Prova il tiro, Dimone para, recupera e c'è un tu a tu tra Chirino e va a segno con un contropiede Pasquale trovandosi
a quattro occhi con il portiere di casa Potenza che nulla può fare. Paltrinieri, De Stefano, Paltrinieri, la pallina viene allontanata e finisce a Notti. De Stefano, De Stefano prova il tiro, il controllo su Chirino e la pallina steccata da Chirino viene parata da Potenza e De Tommaso adesso a gestirla. La riporta al centro del campo con giro di pallina verso Giannotti. Giannotti va a servire Paltrinieri, ma il tiro è lungo. Paltrinieri non è in equilibrio per gestire la pallina e ancora una volta è Vaghi, servito da Tessarolo. Fiazza, De Tommaso. Giannotti è pronto a ricevere la pallina, prova il tiro ma viene respinto. Paltrinieri, De Stefano, Paltrinieri, la pallina viene allontanata e finisce su Fiazza. Fiazza arriva tu per tu con Potenza ma Potenza lo ferma. Torna poi De Stefano, Paltrinieri, Giannotti, prova il tiro, intercettato da Chirino, va di nuovo su Pasquale, ma i giallo-blu recuperano la pallina. Adesso dalla stecca di De Stefano passa a De Tommaso. De Tommaso si prepara dietro la porta a servire la squadra. Nel frattempo Moschetti di nuovo al centrocampo che con la sua stecca gestisce la pallina verso Giannotti. Moschetti, De Stefano, Moschetti, nulla di fatto per Giannotti che prova il tiro. La pallina è di nuovo sulla squadra bianco-verde con il numero 36 Febo che la gestisce insieme a Fiazza. Fiazza avanza, Chirino è pronto al centro, prova il tiro Fiazza ma Potenza respinge. Uno, due, tre.
Pasquale prova il tiro e finisce sul palo. Di nuovo in diretta dal Pala Simoncelli di Mirandola per questa 20ª giornata di Serie A2 Girone A. La squadra di casa Hockey Pico Mirandola contro il Seregno 2012. La prima parte dell'incontro si è concluso con 3 gol di vantaggio per la squadra ospite. Tra pochi minuti partiremo con questa seconda parte. Gli atleti si stanno già scaldando sulla pista, nel frattempo la tribuna è abbastanza gremita e gli ospiti sono piacevolmente accolti con questo clima primaverile qui al Pala Simoncelli di Mirandola. Bene, abbiamo Pinotti con la stecca in uniforme giallo-blu per la Pico Mirandola, pronto a dare il via a questa seconda parte dell'incontro valevole per la 20ª giornata di Serie A2 Girone A tra Hockey Pico Mirandola Hockey Seregno 2012. Un saluto particolare va alla nostra regia che oggi per l'eccezione è Costantino Santoro, ci guida e ci mostra le immagini nella maniera più completa possibile e grazie anche a lui se abbiamo delle ottime riprese e la possibilità di rivedere alcune immagini dell'incontro. Il direttore di gara Mauro Donato dà il via per questa seconda parte ed è Stefano ad avere il possesso di palla, prova il tiro intercettato subito dal portiere, viene respinto. È la volta di Tessarolo che ricambia sulla spalla di Potenza. Chirino, Chirino ancora, vantaggio di palla per la Pico. De Stefano si prepara e lascia la pallina a Giannotti. De Stefano, Pinotti viene intercettato da Chirino che con un'abile azione prova anche il tiro ma nulla di fatto, Potenza è pronto a parare. È la volta di Fiazza, Vaghi, Fiazza, Tessarolo, Chirino, Piazza prova il tiro, nulla di fatto. Tesserolo prova a recuperare la pallina ma Giannotti gira dietro la porta e serve De Stefano che è intercettato dagli avversari e ancora una volta recupera la pallina e sta per scivolare a terra, la pallina è sulla sponda, ancora De Stefano a gestirla
è agganciato, finisce a terra, il direttore di gara ne riconosce il vantaggio per la squadra di casa. De Stefano per Giannotti, giro di pallina, Giannotti passa, scivola in avanti la pallina che viene recuperata da Fiazza per passare poi a Vaghi. Vaghi è sotto la porta di Potenza che abilmente para l'ennesimo tiro. De Stefano è avanzato, va a provare il tiro, viene parato e la pallina torna su Giannotti. Paltrinieri Chirino è davanti a Potenza, gira dietro la porta, prova a servire Tessarolo, la pallina torna su Fiazza. Fiazza prova il tiro ma sul pattino di Paltrinieri la pallina rimpalla. Alla volta di Chirino. Chirino verso Fiazza. Tessarolo. Tessarolo ancora dopo Fiazza. Tessarolo è sotto la porta. Alza la pallina e finisce sulla guancia di De Stefano. De Stefano riparte con l'aiuto di Giannotti. De Stefano scivola in avanti. Paltrinieri è pronto ad essere servito, ma Pinotti recupera la pallina, va a servire Giannotti. Giannotti, Paltrinieri, Tessarolo. Tessarolo davanti a Potenza, tira, Potenza para. Giannotti. Giannotti per Pinotti, la pallina finisce sul fondo. Chirino. Chirino avanti, gira dietro la porta di Potenza. Torna su Fiazza. Tessarolo, Vaghi, Fiazza, Tessarolo, Chirino, Tessarolo, De Stefano, De Stefano, De Stefano passa avanti, scavalla, Paltrinieri, Giannotti, Paltrinieri, Giannotti, Pinotti, Giannotti, Giannotti prova il tiro, respinto dal portiere. La volta di Fiazza, Tessarolo, Fiazza, Vaghi, Fiazza, Tessarolo, Tessarolo, Chirino, Tessarolo, prova il tiro, finisce sul centro, ma viene recuperata da De Stefano sotto pressione di Chirino. De Stefano avanza, scivola in avanti. Il direttore di gara, mister Mauro Donato, lascia la pallina a Chirino. È rientrato il capitano Tremolada. De Stefano, Pinotti, De Stefano, Giannotti, Chirino, Piazza, Tremaro, Chirino. Pallina finisce fuori sul tiro di Chirino. Giannotti serve De Stefano. De Stefano riparte. La pallina è dietro la porta della Seregno, recuperata da Chirino, scivola in avanti. La palla è per Giannotti. Paltrinieri, Paltrinieri
Paltrinieri per Pinotti, prova a servire Giannotti al centro che tira, finisce sopra la traversa, sfiora il punto ed è ancora Vaghi che avanza. Febo, Pasquale, Tremolada, prova il tiro, ma Potenza para concretamente questo tiro che finisce sulla stecca di Piazza ancora per Tremolada. Piazza, Piazza, Chirino, Febo, Chirino, Febo, Piazza, prova il tiro, sopra la porta il tiro di Piazza. La pallina rimane nel possesso della giallo-blu, che è subito De Stefano a ripartire. De Stefano avanza, scivola in avanti, scavalca gli avversari, si posiziona in centro, prova il tiro, ma nulla, non riesce a muoversi. Viene adesso intercettato dagli avversari, la pallina rimane libera, recuperata da Chirino e poi Paltrinieri pronto a marcare Febo. Febo che avanza, ed è la volta di Febo che marca stretto Giannotti, che prova a servire Pinotti, ma la pallina rimane su De Stefano che viene fermato dagli avversari. Servire Giannotti, pallina rimballa e finisce fuori dallo specchio della porta. È la volta di Febo che si batte con De Stefano. Chirino si impossessa della pallina ed è davanti a Potenza. Grande la parata di Potenza sulla scorta di una serie di tiri della Seregno. Paltrinieri agganciato adesso da Febo che prova il tiro ma finisce fuori dalla porta. Adesso è Febo ad avere la pallina per Tremolada. Tremolada gira dietro la porta, lascia la pallina a Chimino, Chirino, Febo, Chirino, Tremolada. Tremolada mette al centro, la palla finisce fuori. Chirino la recupera. Serve Pasquale. Sono passati 45 di possesso di palla ed entra De Tommaso a posto di Pinotti. Si prepara anche Moschetti. La pallina è per De Tommaso, De Stefano. De Stefano avanza, scivola in avanti per De Tommaso. De Tommaso si posiziona e serve Giannotti. Giannotti per De Stefano. Giannotti. De Stefano. Giannotti. Giannotti si gestisce, avanza, scivola in avanti, prova il tiro, ma finisce nell'angolo, recuperata la pallina da Pasquale. Diventa pericolosa, ma ancora una volta la squadra ospite Tremolada la porta in avanti per Febo e poi è Chirino a recuperarla sul fondo. Time out per la Seregno 2013.
Si riparte per questa 20ª giornata di Serie A2 Girone A dal Pala Simoncelli di Mirandola, Hockey Pico Mirandola e Seregno 2012 con un risultato di 0-3. Palla per i gialloblu, la squadra di casa riparte e Paltrinieri con la stecca sulla pallina. De Tommaso viene servito. Sono 16 minuti alla fine di questa seconda parte dell'incontro. La pallina è dietro la porta della Seregno. Tremolada per Chirino, Febo, Pasquale, Tremolada, Pasquale, Chirino, Febo, Tremolada. Tremolada mette la palla al centro, intercettata da De Stefano, viene recuperata e viene spazzata in avanti. De Stefano l'accompagna e serve De Tommaso. De Tommaso per Giannotti. De Tommaso. De Stefano. De Stefano viene attaccato energicamente da Tremolada, il direttore di gara riconosce un vantaggio di palla per la Pico Mirandola. E Giannotti a riavviare l'incontro per De Tommaso. De Tommaso è sotto la porta. Paltrinieri si perde un'occasione, la pallina scivola e viene recuperata da Tremolada che serve Chirino che è già sotto la porta di Potenza, gira dietro, prova a servire il collega, ma prima ancora si accinge a fare un tiro che finisce nella direzione sbagliata ed è Stefano De Tommaso adesso a recuperare la pallina per la Pico a vantaggio di Paltrinieri, ma Paltrinieri oggi con la maschera avrà difficoltà a vedere bene la direzione della pallina e gli scivola sotto la stecca. L'atleta dobbiamo ricordare che è infortunato, pertanto non può sostenere l'incontro a viso scoperto. Andiamo avanti ancora con Chirino. Chirino prova a fare il giro di pallina all'interno alla volta del capitano Tremolada che va a servire Pasquale. Tremolada. Chirino è pronto, si dimena, si prepara al centro, riceve la pallina velocemente, ma ancora una volta una grande azione del portiere Potenza che destabilizza l'attacco della Seregno, ma è Tremolada davanti Potenza, prova il tiro, nulla di fatto, Potenza si dimena, intercetta la pallina, palla in due, palla in due decretata dal signor Mauro Donato, direttore di gara di questo incontro che ricordiamo abbiamo un risultato di 0-3, Hockey Pico Mirandola Seregno 2012. Adesso su De Tommaso e De Stefano la pallina si riavvia verso la porta del Seregno, intercettata con una stecca alta. Abbiamo una stecca alta e il direttore di gara Mauro Donato assegna un tiro di rigore per l'Hockey Pico. Siamo a 13 minuti e 30 alla fine di questo incontro, 20ª giornata di Serie A2 Girone A dal Pala Simoncelli di Mirandola. De Stefano con la pallina e la sua stecca prova a sfidare il portiere della squadra ospite, il Dimone, il numero 20. Attendiamo l'ok del direttore di gara, via. Nulla di fatto, la pallina viene parata da Reggio Leonardo, il portiere, e finisce fuori dal campo del Pala Simoncelli, fuori pista. Giannotti che la riposiziona in una posizione centrale, ma è subito Pasquale a recuperarla, fa giro per Chirino. Chirino si trova al centro per Pasquale. Chirino, Trema Molada, Chirino. Chirino gira dietro la porta come da consuetudine, ma nel frattempo distrae gli avversari passando la pallina a Pasquale, ma nulla di fatto, il tiro finisce fuori e
De Stefano che serve Giannotti che scivola al centro, ma ancora una volta la pallina intercettata da Pasquale, ritorna sulle stecche del Seregno e- ed è nei pressi della porta di Potenza, ma Chirino inizia con un giro di pallina con Febo. Pasquale, Tremolada fa spazio e recupera all'impassaggio all'indietro per Chirino. Chirino serve Pasquale che su un ritorno di palla prova il tiro, ma Potenza fa la differenza, consentitemi di dirlo, ed è la pallina di nuovo su Tremolada. Tremolada si gira per Chirino ma decide di avanzare, fermato da De Stefano, viene disturbato il tiro da De Stefano e De Tommaso ed è Giannotti a recuperare la pallina e a sfilare verso la porta, e Paltrinieri con la pallina davanti ma finisce alla sinistra del palo e il portiere Reggio non interviene affatto, quindi sicuramente non è suo merito se la pallina non è andata a segno. Torniamo adesso dietro la porta della Pico, finiscono a terra in due gli atleti. Abbiamo Giannotti che ha accompagnato dal suo compagno nonché avversario, il numero 36 Febo, finiscono a terra. Il direttore di gara dà una palla tiro di seconda per la squadra del Seregno ed è di nuovo pallina sulla stecca di Pasquale che gira dietro la porta, si posiziona, prova a servire Chirino che ne rientra in possesso, la pallina viene deviata da Giannotti, Pasquale adesso la strappa, Chirino la recupera ed ecco Tremolada con la pallina per Chirino. Siamo a 11 minuti alla fine dell'incontro e Chirino che avanza decide di fare il giro di pallina verso Tremolada. Tremolada per Pasquale. Pasquale, Chirino. Pasquale ancora. Chirino è pronto a riceverla nuovamente. Vediamo come girerà. Vediamo libero il Febo nell'angolo fermato da Moschetti. Trova difficoltà a gestire la pallina. De Stefano interviene. De Tommaso è subito prontamente dietro. Si sfila dalla parte di Tremolada e avanza alla metà del campo. Nel frattempo finisce a terra un giocatore per volontà di Chirino e si tratta dell'atleta di casa Giannotti. Nel frattempo viene chiamato un time out dalla Hockey Pico Mirandola e si ripartirà sicuramente con una pallina sulla stecca giallo-blu. Bene, il signor Mauro Donato decreta la ripartenza dopo questo time out a 10 minuti e 40 secondi dalla fine della seconda parte di questa 20ª giornata di Serie A2 Girone A tra Hockey Pico Mirandola e Hockey Seregno 2012. Pallina sulla stecca di De Tommaso e De Stefano. Siamo ripartiti e De Stefano che si guarda intorno, serve Moschetti. De Stefano si gira, avanza, si ferma, si concentra, ma subito Tremolada si aggancia. Il signor Donato dà un vantaggio di pallina al Seregno. Pascale, Fiazza. Fiazza si gira, scivola dietro Moschetti e avanza per Tremolada. Ancora Fiazza e Pasquale. Pasquale finta, serve Tremolada verso Marco Tremolada, che a sua volta torna su Fiazza. Tremolada, Fiazza, Pasquale, Tremolada Marco, Pasquale. Il capitano è davanti alla porta di Potenza. Il tiro è alto, alza la stecca ma finisce sul fondo. Il direttore di gara nulla ha da dire sulla stecca alta e si procede.
Si procede col gioco, si riparte dalla porta dei Pico. Ecco, De Stefano De Tommaso, Moschetti. Moschetti si guarda intorno, serve Giannotti. Giannotti prova il tiro ma deviata da Fiazza, finisce alta e viene recuperata da Pasquale per Tremolada Marco. Adesso è Fiazza ad avere la pallina, prova il tiro ma finisce alla destra di Potenza, nulla di fatto, e Tremolada nel frattempo va a servire Fiazza che a sua volta fa fare un giro di pallina che arriva sulla stecca di Pascale, pronto Fiazza di nuovo a gestirla, e ancora Tremolada, il capitano, Tremolada Luca. Luca va avanti, mette la palla al centro, ma Gioele De Stefano la intercetta, la ferma e se la porta avanti. È ormai al centro, prova il tiro, nulla di fatto. La pallina viene intercettata da Fiazza e ne assume il controllo e va a servire Tremolada ancora una volta per Tremolada Marco, e Pasquale ne viene in possesso. I due atleti si scontrano, ma il direttore di gara riconosce il vantaggio dell'azione. Purtroppo la pallina bloccata da un intralcio del signor Mauro Donato viene assegnata in vantaggio alla Seregno 2012, che Tremolada la fa ripartire verso Pasquale. Pasquale, Fiazza prova il tiro ma la pallina viene intercettata e bloccata dal corpo degli atleti, che poi con la volontà di Tremolada Marco fa il giro dietro la porta, prova a servire Luca Tremolada che decide di tornare indietro con un giro di pallina verso Pasquale che la fa avanzare ma viene deviata dai giallo-blu e finisce in possesso di Giannotti. Giannotti dietro la porta con De Tommaso riavviano il gioco. La pallina ormai è sull'angolo dietro la porta della Pico, ma gli atleti ospiti ne gestiscono il controllo, consentendo così di scivolare davanti a Potenza. Tremolada decide di tornare indietro per Pasquale. Pasquale prova a servire il suo capitano, ma la pallina torna dal capitano su Tremolada Marco, che dopo un giro di pista ne gestisce il controllo, ma Potenza ancora una volta fa la differenza. Ennesima parata in questo incontro del portiere di casa. È De Stefano ad avere la pallina, prova a simulare una finta ma viene agganciato da Fiazza e finisce a terra. Il signor Donato dà un vantaggio di palla alla squadra di casa. Sono 8 i falli commessi dal Seregno, 5 dalla Pico. De Tommaso, De Stefano, pallina tirata sopra la traversa, recuperata da Pasquale, finisce verso Fiazza che prova ad avanzare e viene intercettato da De Stefano che lo ferma dietro la porta, ed è Giannotti adesso che avanza, è già davanti la porta con De Stefano, provano il tiro sotto le gambe del portiere Reggio, la pallina finisce di nuovo sulla stecca della Seregno. Direttore di gara indica di ripartire dalla porta del Seregno e abbiamo Tremolada Pasquale per Tremolada il capitano che va a servire, ma nulla di fatto. La palla recuperata dai giallo-blu e Giannotti a portarla davanti Reggio che prova a darla a Moschetti, ma ancora Reggio la ferma con i paratibie. È una parata, adesso è la volta di Fiazza davanti alla porta di Potenza. La pallina non è entrata nella rete sul tiro del capitano Tremolada, addirittura viene a servire De Tommaso che abilmente la domina e la porta su Moschetti alla metà del campo. Moschetti prova a servire De Tommaso, ma ancora una volta non ci capiscono i due atleti, non ci riusciamo, ed è un giro di pallina che vuole artatamente mettere in atto Tremolada e viene fermato da De Stefano.
De Stefano serve Moschetti, Moschetti per Giannotti, Giannotti è al centro, prova a tirare, la pallina viene intercettata da Pasquale e Giannotti ancora a gestirla. Pasquale prova a fermarlo, ma Giannotti è un atleta che si sta dimostrando insieme a De Stefano, che in questo momento è finito a terra sotto eh, i pattini degli avversari, ma nulla di grave. Si riparte a giocare, Pasquale ancora la pallina per Tremolada Marco, che è intercettato da De Stefano, decide di passare la palla a Luca Tremolada, il quale prova a servire al centro ma è intercettato dalla squadra giallo-blu. La pallina sulla stecca di De Tommaso avanza, avanza, avanza e arriva a diventare pericolosa per il portiere Reggio. Adesso gioca di sponda De Tommaso e va a servire Giannotti. Giannotti prova il tiro, la pallina dai pattini di Tremolada Luca viene in angolo, recuperata poi da Moschetti per De Stefano per Giannotti, Giannotti ce l'ha, la guarda, si guarda intorno, prova a gestire il gioco, decide di tirarlo sul fondo ma Moschetti la riceve al centro su sponda, quindi tiro non volontario, Moschetti proverà a fare nulla, la tibia ancora una volta di Reggio, l'imbottita tibia va a salvare il tiro, adesso è Giannotti ad avere la pallina e prova a segnare il gol di questa partita che potrebbe lasciare un segno su questo incontro, ma è ancora Reggio a farla spazzare fuori. Pasquale adesso ha la pallina, viene fermato da De Tommaso, Moschetti, Paltrinieri tira ma finisce ancora sotto le tibie imbottite di Reggio. È la volta di Tramontana, Luca per Marco. Fa una finta ma Potenza blocca la pallina che finisce ancora sulla stecca di Paltrinieri. Paltrinieri è oltre la metà campo, sono 4 minuti alla fine di questa seconda parte. Pallina per De Tommaso, De Tommaso Giannotti, Giannotti si gira, prova il tiro e Reggio spazza fuori la pallina dallo specchio della porta. Il tiro era sicuramente calibrato e poteva andare a buon fine, ma è la volta di Tremolada che serve Fiazza. Fiazza viene fermato, è la volta di Pasquale. Pasquale anche lui fermato dalla difesa della Pico. De Tommaso finisce a terra agganciato dal pattino. Nel frattempo c'è un time out voluto dalla Seregno 2012. Il direttore di gara blocca la pallina nella sua mano e gli atleti si rivolgono ai loro allenatori. Allora, l'incontro è ripartito, è Moschetti ad avere la pallina verso Giannotti, Giannotti per De Tommaso, Giannotti, sono 3 minuti e 25 secondi alla fine di questa partita, 20ª giornata di Serie 2 Girone A. Ricordiamo il risultato di 0-3, Occhi Pico Mirandola Seregno 2012. La pallina è sulla stecca di Chirino, Chirino fermato, riesce a scivolare ma Potenza salva il tiro ed è Moschetti adesso a provare a recuperare il controllo di palla ma finisce a terra. De Tommaso recupera la pallina e avanza verso la porta di Reggio, il tiro viene intercettato da Tremolada e va a servire Pasquale. Pasquale va verso Chirino, Chirino supera la metà del campo, si avvicina a Potenza provando a fare il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta. De Tommaso recupera la pallina e va a servire Giannotti che lascia scivolare la volta di Paltrinieri ma la pallina vana viene recuperata da Reggio che poi va sulla stecca di
Tessarolo. Tessarolo si gira, si guarda intorno, andrà verso Pasquale sicuramente, ecco fatto, e Pasquale prova il tiro dalla lunga distanza che finisce sopra la porta della Pico. Sono ancora Giannotti e De Tommaso a ripartire dalla sinistra di Potenza. Il gioco riprende Moschetti, non percepisce il tiro, Paltrinieri recupera la pallina nell'angolo, la fa girare per Giannotti. Giannotti si posiziona in centro, prova il tiro e ancora Reggio lo para. È la volta di Cherino che fa su sponda, fa scivolare la pallina per Tessarolo che viene recuperata da De Tommaso. De Tommaso è sotto la porta della Seregno, la pallina è sul centro, Paltrinieri ci prova ma Pasquale la recupera. Tessarolo di nuovo con Potenza, ma filtro d'occasione era Giannotti che fa cambiare il gioco verso Pasquale. Tessarola. Chirino prova il tiro alto ma Potenza lo ferma. Viene adesso fermato Chirino, la pallina è sulla stecca di Tramontana che entra in contatto con De Tommaso. Vantaggio di palla per la Pico, il direttore di gara invita gli atleti a mantenere la calma. Un minuto alla fine di questa 20ª giornata. Paltrinieri alla pallina, una posizione dietro la porta della Seregno. Prova a centrare la porta, si gira ma Reggio recupera la pallina. Adesso è Pasquale che prova a strappare il controllo. De Stefano è dietro, Moschetti, Giannotti tira dalla lunga distanza e finisce sulla stecca di Tessarola. Ancora un grande tiro, ma Chirino con la pallina va verso Potenza e vanno a servire i compagni di squadra al punto tale che Tessarolo mette a segno la quarta rete per il Seregno 2012. 36 secondi alla fine dell'incontro. Si riparte con Paltrinieri. Giannotti. Prova il tiro. Intercettato da Pasquale. Tessarolo. Tremolada. Pasquale. Chirino. Giannotti scivola in avanti, va a dare indietro a Paltrinieri ma i due atleti non si capiscono e giunge al termine questa 20ª giornata di campionato Serie A2 Girone A Hockey Pico Mirandola Seregno 2012 dal Pala Simoncelli con il risultato di 0-4, 9 i falli commessi dal Seregno, 7 dalla Pico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito da casa e un ringraziamento particolare a Costantino Santoro in regia, nonché alla nostra hostess di eccezione alla telecamera per educazione e rispetto del gentil sesso. Non la nominiamo, ma c'è una bella bionda con gli occhi azzurri. Ragazzi, ci rivediamo alla prossima partita qui dal Pala Simoncelli. Buona serata a tutti.